Prosegue la campagna acquisti della Pro Favara che in vista della prossima stagione nel campionato di eccellenza Girone A continua a rafforzare il proprio organico, non nascondendo l'intenzione di fare un campionato di vertice per il salto di categoria in Serie D. È già arrivato in sede per le formalità di rito e la presentazione alla stampa il bomber Antonio Cannavò, accolto dal direttore generale Gino Mendolia e dal direttore sportivo Tino Longo. Ad aspettarlo anche i rappresentanti dei gruppi organizzati dei tifosi. Insieme a Cannavò anche l'ala esterna Max Lucarelli. Lo scorso anno entrambi erano in forza alla Città di Taormina ed il giovanissimo Emanuele Di Bella, forte under lo scorso anno protagonista della promozione in Serie D e della vittoria della Coppa Italia dell'Igea Virtus. Sono tre tasselli importanti di un mosaico di qualità, ha commentato soddisfatto il DS Tino Longo, costruito per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Importante novità anche nello staff tecnico che affiancherà mister Gaetano Catalano. La dirigenza gialloblu infatti ha affidato a Giovanni Costantino il ruolo di allenatore dei portieri. Il tecnico agrigentino ha maturato un'ottima esperienza in Serie D nella San Cataldese e lo scorso anno ha contribuito alla promozione dell'Acragas, una delle porte meno violate nei vari campionati italiani. Costantino è anche il coordinatore dell'AIP, Associazione Italiana Allenatori Portieri, a cui fanno riferimento le principali scuole calcio per portieri dello Stivale. Un prestigioso incarico che certifica le sue competenze tecniche, relazionali ed umane. Soddisfazione per il percorso che la Pro Favara sta intraprendendo è stata espressa dal presidente Rino Castronovo. È uno stimolo importantissimo perché arrivo in una piazza che ha tanta fame di calcio, è una piazza importantissima. Stanno allestendo una squadra importante, una società molto solida e molto forte, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. La cosa che posso garantire, come ogni anno in qualsiasi posto sono andato, è il massimo impegno e sudare veramente la maglia al 100%. Prima cosa volevo ringraziare il Presidente e il Direttore per questo anno, grazie a loro sono qui. E niente, sono molto fiducioso e speriamo vada tutto bene. Come ruolo ti hanno presentato come un trequartista fantasista, un ruolo che ormai sta diventando abbastanza raro. Sì, come hai detto tu, posso fare il trequartista, l'esterno, un po' la mezzala anche, posso fare diciamo un po' di tutto. È un orgoglio poter indossare questa maglia. Mi presento con molta fame, ho molta voglia di fare bene e speriamo che si possano raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società.